Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Risorse per complessivi 125 milioni di euro per un'occupazione pari a 5.000 nuovi posti di lavoro. È l'obiettivo dei primi due bandi pubblicati dall'assessorato regionale al lavoro e alle politiche sociali, illustrati a Catanzaro dal presidente della regione Giuseppe Scopelliti e dall'assessore Francesco Antonio Stillitani. Il primo intervento prevede una disponibilità di risorse pari a 105 milioni e creerà 4.000 posti, mentre il secondo ha una dotazione di 20 milioni di euro per 1.000 nuovi posti di lavoro. Nelle prime ore del mattino di oggi i carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato due giovani accusati di rapina a mano armata, porto e detenzione di arma, ricettazione e riciclaggio. In manette Luigi Piromalli, 20enne, e Luigi Timpani, 22enne, entrambi residenti a Rosarno, fermati a Gioia Tauro ed in provincia di Modena. La rapina di cui sarebbero responsabili è accaduta a Melicucco nel luglio scorso ai danni di un supermercato, fruttata circa 1.700 euro. Sono in corso indagini tese a verificare il loro coinvolgimento in almeno altre 5 rapine perpetrate nella piana di Gioia Tauro. Non si esclude il coinvolgimento di un terzo giovane. L'amministratore unico della società Alto Tirreno Cosentino, Francesco Rovito, che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani a Scalea e nei comuni limitrofi, è indagato dalla Procura di Paola per inquinamento ambientale, frode nei servizi pubblici e furto di energia elettrica. Secondo quanto accertato dai carabinieri, deve rispondere, tra le altre cose, del deposito incontrollato di rifiuti ingombranti e pericolosi su un terreno di 1.200 metri quadri e dell'allaccio elettrico abusivo per fornire energia agli uffici della società. Un altare vuoto per celebrare il funerale di Lea Garofalo, sciolto nell'acido dagli uomini dell''ndrangheta, che le hanno fatto pagare il peccato imperdonabile di aver rotto il muro dell'omertà. Non c'era alcuna bara sull'altare della chiesa di Pagliarelle, nel Crotonese, dove ieri pomeriggio è stato celebrato il funerale della collaboratrice di giustizia. Solo un grande striscione bianco con la sua foto e una frase celebre di Paolo Borsellino. Picchiato e fatto salire con la forza su un'auto, i clienti del bar che hanno assistito alla scena chiamano i carabinieri e il sequestro lampo viene sventato in pochi minuti. È accaduto in un bar di San Giovanni in Fiore. I tre arrestati sono Fabio Lopez, 23 anni, Antonio Blaconà, 54 anni e Alessandro Loria, 22enne. La vittima, Saverio Anassagora, 53enne di Castelsilano con precedenti per furto, alla fine non ha nemmeno voluto sporgere denuncia, probabilmente per paura. Sono in corso indagini dei carabinieri di Petilia Policastro per capire il movente di quanto accaduto. L'assessore all'urbanistica del comune di Catanzaro, Giuseppe Soriero, ha illustrato nel corso di un'apposita conferenza stampa gli adempimenti in attuazione alla legge regionale sul piano casa. Soriero ha anche fatto il punto sui principali e prioritari interventi che l'amministrazione intende sviluppare nel settore dell'urbanistica, facendo riferimento ai piani di recupero del centro storico della città, di quello di Gagliano, di Catanzaro Marina e di Santa Maria. L'amministrazione comunale di Cosenza e la squadra calcistica dei Lupi uniti per gridare no al bullismo. L'iniziativa dei Four Boys, i giovanissimi che portano avanti la lotta al bullismo, si concretizzerà al San Vito in occasione della partita Cosenza-Foligno. Gli atleti delle due squadre e la terna arbitrale scenderanno in campo insieme a 25 ragazzi delle giovanili rossoblù e ai due fondatori del gruppo Four Boys, esibendo uno striscione sul quale sarà scritto "Cosenza dice no al bullismo".